Ragazzi, seconda giornata di campionato, la prima vinta con lo Stoccarda simulata per il Comendone vaneggia con gol del Carrascone, e vediamo il debutto per i campioni della Coppa di Germania e i vice campioni di Germania. Chiaramente Suarez è in tribuna, ragazzi, non è sicuramente felice di cominciare la stagione così, ma per 4 mesi è fuori, anche di più, forse ancora 5, quindi ancora tanto tempo. E si comincia subito con il derby alla Schalke Arena. Schalke 04 Borussia Dortmund. Vediamo subito Paul Pogba e Thiago Drago Silva. Il Borussia vuole cominciare bene quest'anno perché l'altro anno ha pagato un inizio di merda. Thiago Silva, o quantomeno le prime partite, no, dopo, nella parte centrale del girone d'andata è stato il crollo cumendiano e il Wolfsburg è campione di Germania. Ricordiamo che c'è anche la UEFA Champions League e si sono qualificate tutte le più forti. Ho visto la Supercoppa europea e ho visto che il Bayern Monaco ha vinto la Champions League, quindi il Bayern è andato male in campionato perché ha vinto ancora la Champions, e la Fiorentina ha vinto l'Europa League, quindi l'Italia è tornata a vincere dopo anni e anni l'Europa League. Attenzione però subito Thiago Silva, fallo di Drago. Chiaramente dobbiamo ancora acquistare il centrocampista per avere l'ultima riserva perfetta. L'obiettivo è Strootman dalla Roma, che gioca poco. Può essere una buona riserva che non rompe i coglioni, sta in panchina. Dopo abbiamo 2 giovani, chiaramente la rosa non è lunghissima, però è come l'altro anno, però con giocatori molto più forti. È vero che manca il Gundo, perché il Gundo purtroppo se n'è andato, ma l'abbiamo rimpiazzato con Paul Pogba. Raga, signori Paul Pogba. Pogba, ragazzi, teoricamente ha le caratteristiche per fare benissimo in Germania: fisico, possente, veloce, bravo da fuori, giovanissimo. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Bender, il buon Bender per Klaas-Jan Huntelaar, che deve sostituire Suarez e dare una mano a Rivière. Inizio un po' difficile, un inizio un po' beffardo, subito con il derby alla seconda non va bene. Thiago Silva libera, Thiago Silva Hummels, una delle coppie centrali più forti dell'Europa, con Subotic in panchina, una riserva no di lusso, de più. E subito derby, subito l'ex squadra di Huntelaar, a proposito, è vero. Madonna, che inizio di merda, però calma. Qua chiaramente dobbiamo, come si dice, sistemare un po' anche l'intesa. Però siamo al secondo anno, ragazzi, e qua appunto a vincere la Bundes. Huntelaar, ancora errore, ragazzi. Huntelaar purtroppo non è un campione, è un buon giocatore, un buon attaccante, fa tanti gol soprattutto nei campionati come la Bundes, però è chiaro che Suarez è Suarez. Purtroppo Suarez si è rotto i legamenti, è così. Attenzione, mamma mia, che rischio, ragazzi, stiamo giocando non bene. Pogba, Pierre-Emerick. Lo Schalke sta giocando molto bene. Quando noi sappiamo che il Borussia soffre un po' con le big, anche se ho vinto alla grande la Coppa di Germania contro il Bayern, campione d'Europa per la seconda volta consecutiva. Attenzione, quale errore Pogba, e Pogba se ne va, ma perché Huntelaar non scatta? Non ci credo. Huntelaar, Klaas-Jan Huntelaar, chiaramente è arrivato da un giorno, è arrivato proprio un giorno fa. Royce, Marchetto Royce, l'eroe delle ultime partite della finale con il Bayern. Attenzione l'arbitro, ammonito Uchida per questo fallo su Huntelaar, però io vorrei giocare, cazzo, grazie. Mamma mia, che tensione però per questo derby. Ramirez, la coppia Ramirez-Pogba sulla carta è una coppia centrale di centrocampo devastante. Ramirez ha fatto un girone di ritorno perché è arrivato a gennaio, devastante. Huntelaar, Klaas-Jan Huntelaar, mamma mia, calcio d'angolo. Finalmente si vede anche il Borussia. Royce,
Baines. Adesso c'è Alaba come sostituto, quindi è stretto Baines, mamma mia, Baines, si sta scatenando anche Baines, proprio sa il fatto che adesso c'è una riserva forte che devo anche provare, infatti nella seconda partita proveremo un po' anche gli altri giocatori per capire chi gioca meglio. Attenzione Royce, no! Cosa ha sbagliato Royce? Si ricomincia con gli errori e si ricomincia con le cagate. Qua Royce ha sbagliato un gol fatto, porca troia. Royce, attenzione, fuori gioco, invece no purtroppo. L'altro anno il Borussia è stata la miglior difesa, ma l'attacco ha un po' deluso. Alla fine non il peggiore attacco, chiaramente tra le big, però neanche il migliore. Squadre come il Wolfsburg e il Bayern hanno fatto molto meglio, però la difesa nostra è stata impeccabile. Tanto si scala il portiere dello Schalke, non so il perché. Attenzione di testa, ti prego, bravo. Thiago Silva libera e va Pogba. Paul Pogba vede Huntelaar, Classian e il cecchino, il cacciatore fuori, il cacciatore. Dai ragazzi, dai. Dopo un inizio pro Schalke, il Borussia c'è, il problema è che ci stiamo già mangiando i gol, quello di Royce scandaloso. Attenzione. Bravissimo Baines vuole mantenere il posto, anche se Alaba, ragazzi, è un giovane pronto a fare grandi cose con la maglia del Borussia. Meyer, Farfan e il Farfa, ma Baines c'è. Thiago Silva, Baines, Royce. Merda. Farfan, ancora il Farfa. Mamma mia che rischio qua, che derby ragazzi. Subito un derby ad alta tensione ragazzi. Dai ragazzi. Bravo portierone, però Ter Stegen è un obiettivo ragazzi, è il mio obiettivo. Ter Stegen, Mark Ter Stegen. Bravissimo Thiago, madonna, Thiago mi sta già gasando ragazzi, il problema è che non riusciamo a segnare, non sta giocando bene lo Schalke. Bravissimo Baines, recupera ancora ragazzi, a Baines fa bene la concorrenza, giocando meglio dell'altro anno. Attenzione Huntelaar, ragazzi, purtroppo Huntelaar non è uomo da passaggi, è uomo d'aria, Classian, il cacciatore. Stiamo attenti che lo Schalke è una squadra che può rompere i coglioni. Va, attenzione, contropiede Royce lancia Pierre-Emerick, Pierre-Emerick, traversa di Pierre. Non ci credo, si comincia con la sfiga. Pazzesco ragazzi, facciamo un cambio. Huntelaar è appena arrivato, non ha ancora i 90 minuti, si è allenato poco. Esce Huntelaar, entra Rivière, proviamo anche Alaba, che lo voglio provare alla Bone, e mettiamo anche al posto di un Royce non proprio positivo Carrasco, autore del primo gol stagionale, e ha segnato proprio quella partita simulata, pazzesco. Però vedete che ha del potenziale ragazzi, crediamoci che il Kumendone, di solito con i giovani anche su Football Manager ne azzecco parecchi. Mi ricordo anche Royce ragazzi, non lo conosceva nessuno, porca puttana, ai tempi. Ma scusate ragazzi, un attimo di tensione. Ramirez, Huntelaar ancora deve capire i meccanismi veneziani. Che traversa di Pierre però, mamma mia, perché partiamo subito con la sfiga. Ramirez, Rivière, anche Rivière buona stagione l'anno scorso, non tantissimi gol, però quando è entrato ha sempre dato fastidio ragazzi. Bender, tante offerte per Bender, ma
Bender non si vende, attenzione Rivière. Rivière, pallonetto di Rivière! Emanuel! Rivière, appena entrato. E genialata, ragazzi, genialata di Bender. Il Commendone è esploso, attenzione, fallo, cartellino giallo. Rivière può far tutto, Rivière. Gol e cartellino in 5 minuti. Sarebbe importantissimo vincere il derby. Ramirez di testa per Paul Pogba. Pogba vede Pierre. Vai Pierre-Emerick. Emerick per Pogba. Pogba vuole debuttare con il gol. Pogba! Porca troia, Pogba. Però il Borussia c'è, ragazzi. Il Borussia c'è anche quest'anno. Forse anche di più di testa. È vero che ho una rosa forse non lunghissima, però se non ho sfiga con gli infortuni ho un potenziale devastante. Piszczek. Attenzione a Draxler, è oggetto del desiderio del Commendone, ma gol incredibile al 76esimo, pareggio beffardo dello Schalke, errore del portiere e gol. Incredibile. E iniziano le sfighe comendiane. Aubameyang, porca troia, che furto, già un furto. Prova il tiro, palla innocua, gol dello Schalke. Questo è il calcio, ragazzi, questo è il calcio. Ramirez. Guarda che gol di merda che ho preso. Non si credo. Ramirez vede come sempre bene Carrasco. Vai Carrascone, vai che può essere la tua stagione questa. Bravo Carrasco che guadagna una rimessa. Deve crescere questo giovane. Alaba. Proviamo Alaba, anche se anche lui è arrivato da poco. Non è il migliore dei nuovi acquisti, sicuramente Pogba, che però si è mangiato un gol. Bravissimo. Dai Bender. Attenzione Emerick. Aubameyang ancora parata, ma perché? Grandissimo ancora Pogba, dopo la perde Aubameyang. Pazzesco, un pareggio straimmeritato. Bender vede Rivière. Non ci voglio credere, fioi. Bender fuori. Cosa sto pareggiando? Come sta iniziando questa stagione, fioi? Uno a uno scandaloso. Attenzione Carrasco l'occasione di fare il secondo gol in 2 partite. Carrasco no! Ma non è possibile! Che inizio di merda! Mamma mia, però ragazzi ci siamo. Dobbiamo solo capire che se sfruttiamo le occasioni le vinciamo tutte, cazzo. Finisce la partita 1-1, ma che sfiga, oh. Che derby. Ragazzi, è arrivato anche Strootman, quindi il mercato è finito. Però fioi, cerchiamo di... dai, non possiamo sbagliare 50 gol. Abbiamo già buttato via 2 punti nel derby così. Diluvio a Dortmund. Borussia versus Borussia. Dai, cazzo. Comunque la squadra c'è. Sono contento, gli acquisti secondo me sono positivi. Adesso dobbiamo solo non sbagliare gol. Aubameyang subito. Pierre. Perché? Ma raga, che cazzo devo fare? Io non lo so. Boh. Cominciare già dopo una partita dominata e pareggiata perché il portiere dorme. Qua rischiamo di fare altre figure di merda con 50 tiri in porta. E i portieri su FIFA sono devastanti. Mamma che diluvio a Dortmund. Bravissimo Hummels. Stavolta parte Rivière titolare. Brutto, questo sicuramente non un buon passaggio.
Non vedo l'ora di vedere in Champions cosa combina sta squadra. Ancora. Non ci... Cioè ragazzi, cioè, si commentano da sole. Ecco, cioè no, perché se è colpa mia io non lo so. Vai. Aubame. Come siamo partiti bene, però molto meno dell'anno scorso come gioco. Si vede che abbiamo un anno di esperienza in più. No, cazzo, Cruz che ha fatto secondo nella classifica capocannonieri l'anno scorso. Merda che cagata, fuori gioco, invece no, invece sì. Relax, Thiago Silva. Ramirez. Rivière sbaglia qua, Ramirez. Attenzione, Kramer. Fallo. Brutto fallo. Ammonito Hummels. Attenzione, prova la punizione. Bellissima, ma il portierone c'è. Bel rinvio, devo aspettare un attimo. Troppa fretta come indiana qua. Aubameyang, vai Pierre, che anche lui si è mangiato un bel po' di gol. E Suarez, ragazzi, in tribuna a soffrire con la squadra. Brutto infortunio. Che nera per Suarez. Vai, Royce si invola sotto il diluvio. Grande Royce. Sterzata di Royce. Ramirez. Dai che sbagliano e Rivière c'è. Rivière fuori. Anche Rivière sembra tanto migliorato rispetto all'anno scorso. Bender. Pogba. Paul Pogba. Pierre-Emerick. Aubameyang prova il tiro, ma recupera bene qua il Gladbach. No, cazzo, no. No, è già ammonito, no. Mamma che rischio. Dai, cazzo, anche questa la stiamo giocando bene. Bravissimo. E non è mai fuori gioco. E Rivière si invola. Recupera il portiere. Cazzo, bravissimo. Bellissima azione del Borussia. Royce, e dopo viene fermato ancora. Comunque inizio già impegnativo con squadre comunque non scarse. Fa quello che vuole qua, ma recupera bene. Madonna, Ramirez però la roba è devastante. Mamma mia, Royce. Dai, Royce, buttala in mezzo. Niente, non c'è nessuno di testa, non segniamo tantissimi gol purtroppo. Pogba di fisico, mamma Pogba di fisico. Cumulativo di merda. Ok, Royce. Fallo su Royce. Vai Royce. Royce prova il volo. Royce! Di testa. Tira. Non ci credo ancora. Parata. Mamma, mi viene da ridere, ragazzi. Bender. Per Hummels di testa. Recupera Ramirez. Ramirez per Pogba. E c'è il collazzo del Borussia! Grandissimo gol di Hummels! Mamma mia!
Però è calcio champagne, ragazzi. Calcio champagne a Dortmund. Mi sta piacendo questo inizio di nuova stagione. Mi sta proprio piacendo. Attenzione, attenzione. No, no, su. Ma no. Ma Dio santo. Ma vaffanculo al primo tiro. Non ci voglio credere. Non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Si dorme, Aubameyang prova il tiro della disperazione. Ok. Non riusciamo a tenere il vantaggio, ragazzi. Calma, siamo giovani, siamo giovani. Purtroppo l'inesperienza. Purtroppo l'unico punto debole di questa squadra è l'inesperienza. Ma guarda, ho segnato un gol strepitoso con Hummels. Riviera al volo. Non proprio un tiro meraviglioso. Tutto da rifare per il Dortmund. La squadra c'è, cazzo, giochiamo bene, azioni spettacolari, gol bellissimi, segnano tutti. Però, disattenzioni kumendiane. Occhio. Qua ho fatto un numero che non serviva a niente, infatti ho perso palle in maniera indegna, va bene, dai. Madonna, Ramirez, ragazzi, Giampaolone Ramirez, cosa fa Ramirez? Ramirez per Royce, vai Royce, vai Royce. Royce la butta in mezzo, Rivière, ancora il portiere, basta. Basta Royce. Thiago Silva di testa, incornata, traversa, non è possibile. Non è possibile. Traversa anche di Silva, rovesciata qua di merda. No, però è inumana, ragazzi, è inumano. Il comandone non brilla per culo, Cioè il culo non fa parte del comandone su FIFA, Porca troia, oh, grandissimi. Stiamo giocando un calcio strepitoso e ho preso un tiro, Dio santo. De Jong. Occhio. Bravo Piszczek, che traversa. Poteva essere il primo gol di Silva. Dio santo. Bellissimo, vai Ramirez, vai Ramirez, vai Ramirez, vai Ramirez. Brutto. Sento che, ragazzi, sono costretto a giocare a campione, non posso giocare a leggenda, perché già a campione ho ste sfighe, cioè non so. In verità sono tutti match combattuti, è bellissimo. Cioè, avvincente quantomeno, però mi sto girando un po' i coglioni, Rivière. Questo era un po' impossibile da segnare. Però quanti tiri in porta? Un'altra traversa. Cioè, cosa devo fare, cazzo? Almeno, tipo, sono 1-0. Vabbè, pazienza. Cioè, al massimo, comunque i 3 punti minimo me li porto a casa. Invece no. Cioè, siamo 1-1. Occhio, no, no, beh, se prendo il gol me ne vado. Bravo. Vai Ramirez. E Royce tenta la fuga. Bravo Royce, Royce vede Ramirez. Le sta tentando veramente tutto il Borussia. No, no, cazzo, no, sto anticipo. Merda, merda. Occhio, occhio ragazzi. Sostituzioni. Allora, Rivière è distrutto, poveretto. Rivière morto. E vai di Unterer. Strootman per Pogba. E proviamo a destra. Sì, però a batterla no. Carrasco. Tanto Carrasco può giocare anche di là, a mio parere, nel senso non è un problema. Grandissimo Bender, splendido Bender, splendido Bender, splendido Bender, splendido Bender. Però il passaggio era per Ramirez, non per quello là, vabbè. Va bene. Bravissimo. Grande Pierre, dai ragazzi. Stanchissimo, devo buttare fuori la palla, cazzo.
Buttala su. Vai Ramirez con il cuore, vai con il cuore, con il culo. Ma va, è chiaro, il portiere avversario invece la recupera perfettamente, cioè... Non è che perde anche tempo, così non possono neanche fare i cambi, Dio santo. Merda. Ocio. Buttala su. Niente, i cambi non li posso fare, che bello. Ora prendo anche il gol, ma... Mamma mia. Va bene. Comunque squadra veramente giovane. Grande Baines, e Baines se ne va. Proviamo l'ultima azione disperata. Vai un Teller purtroppo, un uomo d'area, ma non fa della velocità la sua prima virtù, sicuramente. Bravissimo Strootman, grandissimo. Fuori gioco. Troppa fretta in culo. Uno di recupero, vaffanculo. Ragazzi, 2-1, ma ragazzi, ma... Cioè, ma come si fa a partire con sta sfiga? Io non lo so. Cioè, traversa di Silva, miracoli del portiere, va bene. L'inizio è già difficile, siamo già in difficoltà. Però se giochiamo così alla lunga per me vinciamo. Comunque siamo a 5 punti. Il Borussia, il Bayern stavolta in fuga a 9 punti, 3 vittorie, tac. 5-9. Wolfsburg campione di Germania a 5, ne siamo tutti là, in realtà siamo chiaramente all'inizio, però mi sta fastidio perché potevo essere tranquillamente anch'io a 9. Raga, la stagione mi piace, mi gasa, non vedo l'ora di partire anche in Champions. Un saluto dal commendatore veneziano, ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.